Nella prima di ritorno del campionato di promozione A si sfidano Rivarolese e Serra Riccò. Nonostante la gara metta di fronte la quartultima contro la quarta del girone, la differenza fra le due squadre è di soli 7 punti. Fino a 3 giornate fa Rivarolese e Serra erano addirittura appaiate, a dimostrazione del fatto che il campionato è ancora apertissimo. Poi il Serra in maglia giallo-blu ha messo insieme 3 vittorie consecutive. A Sighiri però non piace la classica fase di studio di inizio match. Al quinto minuto riceve palla al limite dell'area, se la porta sul destro e scarica un siluro nell'angolo sul quale Fuselli non può nulla. La Rivarolese è già in vantaggio con il terzo bellissimo centro stagionale di Sighiri, che 2 minuti più tardi va sul fondo e innesca Chiarabini, ma il classe 97 apre troppo il destro e spreca. Sighiri è in stato di grazia, lo dimostra ancora una volta con questo tunnel col quale si libera di Daronc, poi è bravo Federico Burdo a opporsi alla sua conclusione. Al 20° altra occasione per i padroni di casa, Sighiri avvia l'azione aprendo per Chiarabini che lo serve di nuovo al limite dell'area, bella ma poco fortunata la battuta di controbalzo del numero 10. Il Serra cresce ma sbatte sulla difesa rocciosa della Rivarolese, che nel finale di tempo va di nuovo vicino al raddoppio. Principato allontana un pallone proveniente dalla bandierina sui piedi di Chiarabini che calcia verso la porta ma trova il muro provvidenziale di Daronc. Al 45° l'unica vera azione pericolosa del Serra nel primo tempo è da brividi per i neri. Su corner di Zanforlin Federico Burdo tira sulla schiena di Casanova, la palla arriva allo bascio che con la girata prova a battere Piovesan che però chiude tutto l'angolo di porta disponibile. Poi il cross di Federico Burdo è troppo lungo per tutti e sfila sul fondo. Squadre vanno a riposo sull'1-0 che sta persino stretto a un'ottima Rivarolese. A inizio ripresa filmata e montata da Luigi Pittatore, il copione non sembra cambiare. Sul calcio di punizione profondo di Sighiri, aggancio incredibile di Pastorino che poi però non riesce a trovare la porta, sarebbe stato un gran gol. 60 secondi più tardi Federico Piovesan va alla conclusione dal limite dell'area e sfiora l'incrocio dei pali. Nel giro di pochi minuti la Rivarolese, che aveva già perso Libbi per infortunio, è costretta ad altri 2 cambi forzati, devono lasciare il campo anche Lombardo e Pastorino. In questa fase il Serra Riccò cresce e alza il suo baricentro. Al 68° Mattia Sardu lascia rimbalzare il pallone e lo colpisce a effetto col sinistro. Piovesan può solo soffiare e tirare un sospiro di sollievo quando la sfera termina appena alta. Pavento all'effetto di scuotere la squadra di Tonello. Vitellaro serve in area Federico Piovesan, movimento da bomber di razza da girare il suo marcatore e conclusione di poco sopra la traversa. È il preludio al raddoppio che arriva al 77° grazie ai nuovi innesti. Bottero serve Orero che di prima intenzione tira a rasoterra. Fuselli ci arriva ma non riesce a deviare il pallone che entra in rete con l'aiuto del palo per il 2-0 che gli vale il secondo gol stagionale. Raddoppio meritato anche se è arrivato in un buon momento per il Serra. All'87° l'ultima occasione per gli ospiti. La torre aerea di Bondelli dopo un calcio di punizione è buona per Emanuele Burdo ma il numero 5 non trova l'impatto con la sfera, poi allontanata dalla difesa. E al 92° con il Serra scoperto alla ricerca del gol per riaprire il match arriva invece il 3-0. Lo segna Maralino in contropiede facendo tutto da solo. Anticipo su Federico Burdo, discesa di 50 metri palla al piede, dribbling a Bondelli e sinistro rasoterra che non lascia scampo a Fuselli. Gol stupendo del numero 3, il primo in campionato che chiude definitivamente i conti. Al fischio finale la Rivarolese può festeggiare questa vittoria rotonda che non arrivava dal 3 dicembre e che può dare una svolta alla sua stagione. Giornata no questa per il Serra Riccò che se vorrà rimanere in zona playoff dovrà senz'altro migliorare il suo andamento lontano dal Negrotto.